Amici di Troppo Content, siamo qui con Andrea Rossi, a.k.a. Alici come prima, a.k.a. Fradam. Comunque ci stanno. Praticamente avete cominciato con delle cose che io proprio combatto. Gli inglesismi. Siamo con. E sti microfonini del cazzo che compratevi un gelato. Compriamo un gelato. Ancora troppo freddo. Dopo andiamo da Casa Infante. E siamo qui in un luogo di culto per Alici come prima, perché qui è stata fatta la prima vera e propria intro con le alici buttate sulla testa. Giusto? Sì, era lì. Mamma mia, e ci racconti com'è nata? Però allora è interessante perché è nata esattamente in questo slargo di Piazza Medaglia d'Oro, che al liceo frequentavo, così come tutti quelli che andavano a scuola con me, cioè al Vico, e nel pomeriggio ci riunivamo qua non solo con i miei compagni di classe, ma proprio tutta la scuola veniva a Piazza Medaglia d'Oro. E in uno dei nostri pomeriggi a Medaglia d'Oro io ho comunicato ai miei amici che avevo voglia di fare questa sigla introduttiva per Alici come prima, con un tizio seduto a terra che legge seduto su una sedia che legge il giornale e viene sommerso da alici che piombano dall'alto. Però ho aggiunto: ma dove lo trovo un coglione che si fa buttare 3 kg di alici in testa? Non ho neanche finito di dire la frase che il mio amico e compagno di banco fa: oh, fammelo fare a me. Mi interrompe proprio con entusiasmo: fallo fare a me. E quindi l'ho fatto fare a lui. Un bel compagno di banco di pesci, quindi. Sì, il banco di pesci. E quanto è durata la puzza? No, la puzza lui è scappato subito a casa. Già puzzava. Poi sì, effettivamente poi lui già puzzava. Ma la cosa divertente è che l'abbiamo messo su una sedia che abbiamo raccattato e l'abbiamo fatto sedere là. Io in piedi sul muretto con un secchio di alici e acqua che gliel'ho versato in testa cercando di non farmi inquadrare dalla telecamera, e quello che poi è uscito nella sigla è il secondo Chuck. Cioè, siccome il primo non era venuto bene, che storia! abbiamo raccolto tutte le alici, rimesse nel secchio e riversato il secchio in testa al mio amico. Per questo Alici come prima. Perché erano le seconde alici. E ci tengo a specificare che quindi avevamo messo un'incerata a terra così da raccattare bene le alici, perché le abbiamo raccattate anche la seconda volta, pulite e regalate a delle persone, cioè a una famiglia bisognosa che se le è mangiate. Ah, bello. Non sono andate sprecate. Prima domanda: pensavi mai potesse diventare il lavoro della tua vita? No, assolutamente no. Io volevo fare il giornalista quando ero piccolo e ho iniziato a fare le interviste in strada con la telecamera pubblicate sui social esclusivamente per dare sfogo alla mia creatività, alla mia voglia di fare. Non aveva nessuna velleità di diventare un lavoro. E a che età hai iniziato invece proprio a ragionare, a dire adesso faccio i video, li faccio veramente ogni settimana, ogni tot? Allora, quando andavo a scuola volevo fare, come ti ho detto, il giornalista. E infatti scrivevo per il giornale della scuola, diventai direttore del giornale della scuola, portando un po' di idee innovative più fresche che piacevano ai ragazzi. Quando mi sono diplomato ho iniziato a scrivere su dei giornali veri, che comunque non mi davano soddisfazione, e allora ho pensato che l'unico vero modo di esprimermi al meglio era avere la libertà di pubblicare quello che mi pareva, perché sarei stato l'unico a decidere se poteva o non poteva essere pubblicato. Quando ho cominciato a fare video avevo 22 anni da compiere, neanche, non li avevo ancora compiuti, quasi 22 anni. Assurdo. Qual è stata l'esperienza più bella che ti ha portato questo lavoro? No, ne ho fatte. La cosa più bella di questo lavoro è che io ho fatto tutte le esperienze del mondo. Cioè, negli ultimi 13 anni di Alici come prima, e quindi della mia vita, io ho fatto cose assurde. Ma per dirti, sono andato in visita in una fabbrica di cipolle in Calabria. Ma chi l'avrebbe mai pensato, no? Chissà che altro ho fatto. Ma di tutto, cioè mi portano a vedere posti per sponsorizzate, oppure per l'attività di influencer marketing, oppure per l'attività di web agency che pure faccio, quindi curare la comunicazione di alcune aziende. Ti porta a fare delle esperienze che non ti aspetti. Sono stato invitato, ho fatto 2 esperienze diverse nei canili, quindi per dare diffusione del bel messaggio di adottare i cani, e quindi sono state esperienze meravigliose che mi hanno portato a visitare dei canili, a fare amicizia con i cani esclusivamente per lanciare un bel messaggio. Quindi ho fatto, tra virgolette, del bene, ho dato risalto a qualcosa di positivo e mi sono passato una bellissima giornata. Ma ho fatto di tutto in questi anni e l'esperienza più bella non c'è, perché la cosa più bella è che
se facevi un lavoro normale, un lavoro canonico, facevi quello tutti i giorni, invece il mio lavoro mi consente di vedere persone diverse, di fare esperienze diverse che non avrei mai pensato di fare. Bellissimo. E invece per quanto riguarda i personaggi che ti sono rimasti più impressi, che hai intervistato? Il personaggio che amo di più ricordare è senza dubbio quello il fruttivendolo che facevamo. Questo è un bonno. Quello là era totalmente inatteso. Quello è bellissimo, è storico proprio. Sì, è storico. Storico per i fan storici, Storico perché non tutti se lo ricordano. Fu bellissimo perché stavamo girando un video semplicemente curvi o skinny, cosa preferisci tra le ragazze più curvi o le ragazze magre, che al tempo era un discorso quando l'abbiamo fatto quel video. Parliamo di almeno decina di anni fa, o no? Sì, all'incirca una decina, forse 9, se non so 10 sono 9. Girando per via Chiaia, acchiappai questo fruttivendolo, andai a fare la classica domanda che avevo fatto già a tutti quella mattinata e lui impazzì e disse ma questo non è un'intervista, è un pornografico, si rivolge all'amico, Ferdi no, mi stava facendo un pornografico. E io che diciamo sono diventato popolare per la mia impassibilità alle risposte, esatto, in quel caso nel video risulto sempre impassibile, però ti dico che mentre stavo come stai tu così con il signore, il cameraman, quel bastardo, rideva come un pazzo e quindi muoveva la telecamera, lui rideva come un pazzo, tutti ridevano, io rimanevo così, a un certo punto pure io sono schiattato a ridere morto, però poi non l'ho messo nel video, ho messo soltanto la mia impassibilità, ma dopo sono morto, che è troppo bello. Ed è anche il video a cui sei più affezionato? Sì, è uno dei video a cui sono più affezionato. Sì, quelli a cui sono più affezionato sono quelli un po' più strutturati. Okay. Quindi sono affezionato all'intervista a Peppe Fetish. Certo, con personaggi diciamo unici del video. O personaggi unici oppure i video che hanno avuto nei quali c'è qualcosa dietro. Okay. Magari a questo ci sono affezionato per quanto mi ha fatto ridere, però vabbè, alla fine era un videetto scemo, curvi o skinny. Però poi abbiamo cercato di fare pure video di più alto livello. Alcuni sono andati bene, alcuni sono andati meno bene, però sono affezionato al video a Saluta Antonio, no, che abbiamo dato l'opportunità a Marco di aprirsi e di dire cose che non erano mai state dette. Certo. Fa ridere, almeno a me fa molto ridere che a fine video c'è finalmente Antonio che saluta Antonio. Si chiude il cerchio. Si chiude il cerchio. Oppure Nankurunaisa che fece tipo 20 milioni di visualizzazioni 8 anni fa, 7 anni fa. Sì, erano numeri assurdi su YouTube poi. Quindi a quel video ci sono affezionato perché sono riuscito a cavalcare un trend di l'altro ieri, fare subito il video che spaccava e ha spaccato. Certo. E quello che molti non sanno è che quel video io la mattina mi sono reso conto della potenza della viralità di quel video, mi procuro il numero del tatuatore, lo chiamo, lui fortunatamente era mio fan e mi dice vabbè non ti preoccupare, quando vuoi facciamo il video. Io, ma come quando vuoi? Ma fa oggi, ci vediamo oggi pomeriggio da te. E quindi nel pomeriggio sono andato, abbiamo fatto il video, l'ho montato la sera e il giorno dopo è uscito. Questo è che poi quelle 20 milioni di visualizzazioni allora sì che sono merito del lavoro. Esatto. La prontezza. Sì, mentre invece se tu acchiappi una persona che ti dà qualcosa di virale, magari la tua bravura è stata nel metterlo a suo agio, nel fargli la domanda giusta, però molto viene dalla persona. Invece se c'è un video strutturato e va bene, mi dà maggiori soddisfazioni. Uno sullo stesso filone è Ucalabrisi di recente, forse. Sì, esatto, è la cosa più vicina. Stesso filone di conoscere personaggio veramente. Sì, perché a me piace approfondire, ma forse anche proprio per come sono fatto io come persona, approfondire la persona dietro il personaggio. E quindi questo Calabrisi è diventato famoso ma per alcuni motivi, per le sue challenge, il modo in cui parla, chiaramente la tenerezza che genera. Andiamo a vedere questo che storia c'ha, che vita c'ha. E credo di averlo raccontato, perché poi il video pure è andato abbastanza bene. E lì pure bisogna dirlo, che era una domenica e io mi sono messo in macchina alle 8 del mattino, ho fatto 4 ore e mezza per arrivare a Catanzaro Lido, sono stato 2 ore con Calabrisi, Sasi, e 4 ore e mezza per tornare a casa. E questa è stata quella domenica. Assurda domenica. Meno male che non c'erano ancora i prezzi della benzina che ci sono oggi. Meno male che non hanno chiuso lo stretto. Che non facevo. E invece qual è la persona più bella o importante che ti ha fatto conoscere questo lavoro? Alice come prima è talmente assimilabile alla mia vita che mi ha fatto conoscere una quantità di persone che fanno parte della mia vita che non avrei conosciuto senza. E quindi ti posso dire,
Mattia Caiazzo, che è il mio socio e che da 10 anni sta con me ed è diventato anche ovviamente un mio fratello, capito? Perché condividiamo la quotidianità da 10 anni e 10 anni neanche i matrimoni durano 10 anni. Noi invece in 10 anni siamo stati... Lui era semplicemente il mio cameraman di prova, ce l'ho ancora salvato sul mio telefono, aspirante cameraman Alici come prima. Bellissimo. E ora è letteralmente il mio socio di Alici come prima. È l'aspirante socio adesso. Il riuscito socio. E poi tutti i miei talent, no? Massimo e Gaia su tutti, che sono diventati dei cari amici oltre che... E soprattutto la mia fidanzata attuale, la mia ragazza si chiama Alice. No, crazy. Davvero? Sì, ed è un caso che si chiami Alice, perché l'ho conosciuta solo 3 anni fa, e l'ho conosciuta e senza dubbio l'averla conosciuta è stato semplificato dal fatto che lei già conosceva Alice come prima, e quindi ovviamente quando un ragazzo viene e ti corteggia, se tu già sai che bene o male ha un background, sai chi è e sai che non è uno spostato, ovviamente magari sei più predisposta a conoscere. Quindi questo mi ha aiutato persino con la ragazza con la quale convivo, cioè la mia fidanzata, la donna della mia vita. Assurdo. E cosa ti ha insegnato della gente questo lavoro, dell'approccio alla gente, pure umanamente? Diciamo che sono arrivato a intervistare le persone in video perché nelle mie esperienze da giornalista, in alcuni giornali non proprio La Repubblica, capito? Giornali un po' meno importanti, dei quali io ero pure l'ultimo arrivato e più giovane, mi mandavano a fare le interviste per strada, il Vox Populi, dal quale poi dopo, partendo dal Vox Populi, dovevo fare l'articolo. Nel fare le domande alle persone ricevevo delle risposte talmente divertenti che io pensavo, queste se fossero filmate in video sarebbero esilaranti. E quindi il primo format che ho utilizzato è stato quello del Vox Populi, proprio per il background che avevo avuto dal giornalismo. Però qual era la domanda dalla quale ho divagato? Cosa hai imparato dalla gente? Cosa ti ha insegnato? No, Alice come prima mi ha insegnato a parlare con tutti, che è già nella mia indole. Però sicuramente aver parlato probabilmente con 5.000 persone negli ultimi 13 anni mi ha insegnato a riuscire ad avere a che fare con A, B, C e Z. Tutti i tipi di persone. Certo. Tutti i tipi di persone. E c'è infatti un mio amico e partner commerciale, si chiama Nello, è il CEO di Pixa, che è un'agenzia di comunicazione importante, che mi dice: tu riesci a parlare con chiunque e nessuno ti ha fatto le stesse cose che diresti tu alle persone, che dici tu alle persone, se le dicesse un altro rischierebbe di abbuscare. Infatti me lo disse una volta. Hai mai rischiato? No, mai. Ti giuro, mai. Ma nessuno mai si è preso collera per quello che ho detto. Probabilmente proprio perché ti sai porre. So che tipi di responsabilità prendermi, quanto allargarmi con chi ho davanti. E anche chi fermare, o tutti. Cosa deve avere la persona che fermi come caratteristica? Io guardo gli occhi. Quindi in base allo sguardo e in base al video che sto facendo capisco qual è la persona tra quelle che ho nella mia portata che mi può dare maggiori soddisfazioni. Quindi l'occhio un po' più sveglio, più simpatico, perché molti mi dicono che vado a cercare i cafoni o i tamarri. Non è così, io cerco quelli là più svegli. Poi se sono cafoni è una conseguenza ma che non è... Ma spesso i cafoni sono più svegli. Infatti. Ma io sono completamente d'accordo su questo. Bello, e invece qual è l'esperienza più brutta che ti è mai capitata grazie a questo lavoro? Noi abbiamo parlato fino adesso delle cose belle, ma c'è una cosa che ricordi con un po' di amaro, con un po' di rabbia, tristezza? No, nulla. Non c'è un evento brutto che riguarda Alice come prima? No. Bellissimo. Wow. No, perché magari la parte negativa di Alice come prima è che fa parte della parte positiva, cioè nel senso la crescita grande che ha avuto Alice come prima ha reso quella che era una passione, un gioco, l'ha reso un lavoro. Allora tutti dicono: fai della tua passione il tuo lavoro e non lavorerai un giorno nella vita. Fai della tua passione il tuo lavoro e non diventerà più la tua passione, ma diventerà il tuo lavoro. Quindi forse il lato tra virgolette negativo è che Alice come prima adesso è un'azienda e quindi ci sono un divertimento e basta. Ci sono le beghe burocratiche, le scadenze, le fatture, i contratti. Troppo content che ti chiamano e rompono il cazzo. Che si chiamano a fare l'intervista, ma caccia brucio fronte. E se non facessi interviste cosa faresti? Io sono laureato in economia per crearmi un paracadute a quello che comunque è sempre stato il sogno della mia vita, fare le interviste. Io da piccolo volevo fare le Iene, ok? Quindi poi ci sono riuscito forse troppo presto, a 26 anni,
mi ha dato una grande palestra e mi ha fatto poi capire che era il caso di ritornare a Napoli e investire su me stesso piuttosto che su me come attore di un programma. Perché eri uscito da Napoli? Io avevo, per andare alle Iene, ho vissuto 2 anni a Milano, anzi a Cologno Monzese. Ah, mamma mia. E quindi Tosta. per uno come me, che è veramente molto radicato alla città e alla sua famiglia e ai suoi amici, non è stato facilissimo vivere a Milano per 2 anni. Anche perché poi, in fin dei conti, a Milano ci rimanevo sempre 3 settimane e poi tornavo una settimana a Napoli. Cioè, questa era la mia vita, era un pendolare praticamente. Riguarda il tuo lavoro ad oggi, con la tua età, è arrivato a un certo punto della tua carriera, tu smetteresti mai, andresti mai in pensione anche tra poco, tra molte virgolette, quindi andare dietro le quinte per lasciare casomai la tua agenzia davanti, i tuoi talent? Sì, è assolutamente in progetto. Il motivo... Vuole ritirare, raga? No, non sento ora di aver certo, Già mi stai mandando in pensione? No, non ti sto mandando in pensione perché anzi, noi vogliamo sostituirti. Ah, quindi era la domanda. Era scopo informativo. Era scopo informativo, quando ti levi di mezzo gamma trasì. No, il bello dei social è che potete tranquillamente entrare e diventare famosissimi e popolarissimi e bravissimi quali siete senza la necessità che qualcuno si tiri indietro. Mentre invece in altri lavori devi aspettare che si crei il posto di lavoro. Invece il social è talmente democratico che può entrare chiunque e acquisire successo chiunque. Però ovviamente per durare tanti anni bisogna essere bravi, bisogna essere innovativi, innovarsi e rimanere al passo con i tempi. Questo è quello che abbiamo cercato di fare, perché noi siamo nati su YouTube e Facebook, che erano pressoché simili tra loro. Poi YouTube è cambiato, forse è diventato un po' più di nicchia. Facebook è cambiato 1000 volte, poi è tornato, poi se n'è andato di nuovo. Poi è subentrato Instagram. Adattati a Instagram, adattati ai secondi che ti dedica Instagram e non più ai minuti che richiedeva YouTube. Adattati a TikTok, quindi linguaggio ancora più giovane. La cosa più difficile del mio lavoro, del nostro lavoro, è quello di adattarsi a tutti i cambiamenti che sono repentini e giornalieri. Certo. E quindi per quanto riguarda la questione talent, tralasciando gli scherzi, fammi concludere su quello. Esatto. Certo, è in programma di prima o poi mettermi da parte. Ecco perché Alici come prima è diventata agenzia, talent management, perché comunque io sono uno che fa i conti con la realtà e so che a un certo punto o sarò stanco o mi sarò scocciato oppure avrò i capelli bianchi e non potrò più andare a fare il coglione con i ragazzi giovani che mi rispondono in maniera strana, e quindi mano a mano sto adattando la mia realtà personale alla realtà di Alici come prima. E qual è il consiglio che ci dai intraprendendo questo percorso, insomma? Di non sentirvi mai arrivati, mai, perché nessuno è mai arrivato e gli unici che durano per sempre sono quelli che hanno paura di finire. Esatto. Bellissimo. Assurdo. Veramente assurdo stupendo. Consiglio. Grazie. I tuoi top 3 artisti musicali. Senza ordine di classifica ti dico Caparezza, Max Pezzali, Eminem. Ok. Però una delle mie canzoni preferite non è di nessuno di questi tre ed è per esempio 1000 giorni di te e di me di Claudio Baglioni, che per me è una delle canzoni più belle mai scritte, insieme a Erminio Sinni e Tu sopra di me, Ok. che è forse la seconda canzone più bella mai scritta. E ho avuto l'onore di conoscere Erminio Sinni, che è una persona eccezionale e è proprio una brava persona. E entrambe le conosci? Io Erminio Sinni non lo conosco. Non neanche io. Davanti a me. Secondo me invece la conosci. Quella che e tu davanti a me. Potrei, devo la mettono in discoteca, la mettono in discoteca. Perché sono 2 canzoni simili tra loro, piene di parole, piene di significato e non banali. Okay. Bello. E invece top 3 film? Adesso. Chiedimi se sono felice. Chiedimi se sono felice. Aldo, Giovanni e Giacomo. Preferito. La mia comfort zone, lo vedo se sto bene, se sto male, se sto nervoso. Se stai. Lo vedo sempre, lo vedo tipo 3-4 volte. Invece hai degli altri hobby? Per tutta la vita mi è piaciuto giocare a pallone, ero pure abbastanza bravo e parlo al passato perché con un po' di vergogna nei confronti del ragazzino che si riprometteva di giocare a pallone fino a 60 anni, ma ho praticamente smesso da 3 anni, da quando la passione è diventata un lavoro, il lavoro è diventato dalle 10 alle 20 e quindi torni a casa stanco e ce la faccio più a giocare a pallone, quindi mi sono ritirato, devo ammetterlo. E invece
I tuoi tattoo preferiti. Scusami. Vai. Arriviamo, continuo, che sennò sembra che ho solo una passione che l'ho pure persa. Vai. La mia passione più grande al momento è quella di conviviare. A me piace la convivialità con i miei amici, con i miei parenti o con la mia ragazza, anche soltanto io e lei. Bere una birra a un bar oppure guardare un film, giocare a giochi da tavola, conviviare, chiacchierare, scambiarsi essenze. Io dico spesso che il mio hobby preferito è parlare con le persone. Anche quindi mi trovo completamente d'accordo. E l'ultima domanda. Aspetta, tu mi avevi fatto una domanda. Io volevo fare una domanda in più. Volevo fare i tuoi tattoo preferiti, quali sono? Ci sono molti Simpson. Crash Bandicoot. Vedo tanto cartoon. C'è Homer nella puntata dei Re Acuti. E questo tatuaggio, praticamente questa era la copertina del disco dei Re Acuti. I Re Acuti in originale si chiamano B-Sharps, che anche lì è un gioco di parole e significa B-Sharp. Esatto, significa praticamente siate taglienti. Quindi mi piaceva moltissimo e volevo dedicare sia il concetto e sia ovviamente ai Simpson. Volevo dedicare un tatuaggio ai Simpson e l'ho sintetizzato in questo concetto. Questa è la scimmia dei Griffin. Che è anche in 3D con tutti i peli. Sì, esatto, anche accarezzare. Sì. C'hai i capelli qua sopra. Scudetto del Napoli, Crash Bandicoot. Quindi sei anche un gamer. No, non sono un gamer, però sono un appassionato di Crash. Credo faccia parte della mia formazione. La Vespa di mio zio, il mio cane, che comunque è un tatuaggio anche per la mia ragazza. Questa è una macchinetta del caffè dedicata ai miei genitori. Ho detto, questo è lo scudetto del Napoli, quindi l'eruzione, Vesuvio erutta, no? Era la canzone Certo. Vesuvio erutta il tricolore. Mi piace molto il font di Sulla pelle. È un font assurdo. Avrai sorrisi sulla pelle, appunto perché è dedicato ai miei. E poi ti faccio vedere l'ultimo, che ti faccio vedere. Wow. Bellissimo. Assurdo. Questo, la maschera era il logo della Smorfia, cioè il trio Massimo Troisi, Lello Arena, Enzo De Caro, che ha lanciato Massimo Troisi e che secondo me fa parte innanzitutto totalmente della mia formazione, quindi alle basi di quello che io sono, e fa parte della formazione comica napoletana e probabilmente italiana. Ok, ultima domanda, ultimissima, e poi passiamo alle domande serie. Le domande più serie. Collaborazione dei sogni. Magari ci sei già arrivato, però collaborazione dei sogni. Però sai, Alici più che collaborazioni fa interviste, quindi una collaborazione dei sogni non ce l'ho. Interviste che sogno, mi sarebbe piaciuto tanto intervistare Caparezza, perché ero convinto e sono convinto che conoscendolo così bene riuscirei a fargli proprio una bella intervista. Però ascoltando l'ultimo disco di Geolier, oggi avrei proprio voglia di intervistare Geolier. Come mai? Perché sono veramente curioso, credo che gli farei le domande migliori, delle belle domande, senza quella riverenza che magari hanno le radio che hanno l'onore chiaramente di intervistarlo, e quindi si devono stare attenti. Sarebbe un grande onore anche per me intervistarlo, però io gli vorrei chiedere se realmente è rimasto del popolo, se realmente è rimasto Zinger, come dice nelle canzoni, tanto da concedere un'intervista a una semplice pagina come Alici come prima. L'hai proprio ricattato proprio. No, non l'ho ricattata, assolutamente. però siccome lui esprime molto se stesso nelle sue canzoni, a me piacerebbe con delle domande fare emergere se veramente quel se stesso che racconta nelle canzoni è vero. Bello. Ok, Andrea, tu l'hai fatto per 13 anni, adesso ci dobbiamo vendicare. Ti faremo una sfilza di domande dei tuoi video, tra le prime, proprio le prime. Iniziamo, ovviamente risposta secca. Ma è che io sei un'interrogazione sui miei video? Sì. Un'interrogazione sui tuoi video, sulle domande che hai posto tu alla gente nei primissimi video. Quindi di 12 non vendicarsi Quindi questo. curvi o skinny? Curvi o skinny? Curvi o skin? Curvi. 13 anni dopo è più tosta, Guarda come rispondo, Cervello curvi. Ce l'ha fatto. Ce l'ha fatta a noi. Allora, metteremo solo curvi. Curvi. participio passato del verbo desumere. Desunto. Bravissimo. La più alta carica dello Stato. Presidente della Repubblica. Quanti sono i parlamentari?
Onestamente, dopo la riforma, non lo so. Erano 945. Bravo che ti sei ricordato la risposta vecchia. Oggi è stato riformato da poco e onestamente non lo so, perché io il 945 lo so per l'esame di diritto privato fatto all'università al tempo. Mo non so. Cos'è lo spread? Lo spread è la differenza tra il rendimento dei titoli di Stato tedeschi, cioè i migliori, e i titoli di Stato della nazione di riferimento, nel nostro caso l'Italia. Che significa esegesi? L'esegesi di un testo è lo studio, la lettura e l'interpretazione di un testo. E che significa pandicolazione? Pandicolazione è uno sbadiglio ed è quell'effetto che avviene quando tu sbadigli e l'altro pure sbadiglia. Che significa concupire? Ah, concupire, non me lo ricordo. Cioè, non lo so. Desiderare. Ah, desiderare. Ecco. Quello fa parte del video Parole impossibili. Bravissimo! E effettivamente parole impossibili, sono andato a studiarmi delle parole un po' simpatiche. Certo, non le hai prese tu di tua cervello, non facevano parte della mia quotidianità, onestamente. Certo. E invece, santo patrono del nostro paese. Dell'Italia? Dell'Italia. San Francesco. Hanno anche reistituito la festività nazionale quest'anno. È importante vestire di marca. No, non è importante vestire di marca, è importante vestire come meglio ci si sente dentro. Tu come ti vesti? Io da quando mi sono fidanzato con una ragazza 10 anni più giovane di me mi vesto molto meglio, probabilmente un po' più alla moda, più largo. Ti fa da designer? Sì, no, io ormai se vedo una cosa che mi piace chiedo a lei se piace anche a lei, e il più delle volte non è così. Se invece piace a lei, a me non piace, me la compro, me la metto e quando esco mi fanno pure i complimenti. C'è una foto, un vestito, diciamo, di cui ti penti di aver indossato? Nelle interviste. Io, quando guardo le mie foto vecchie o i miei video vecchi, mi pento di ogni cosa. Mi pento della pettinatura, di come mi ero vestito, cioè io non amo riguardarmi. Anche... Quindi lo fai spesso riguardarti oppure lo eviti totalmente? No, non lo faccio mai, non riguarderò questa intervista. Veramente. Mai. Cioè, tutti i podcast che ho fatto non mi sono mai riguardato perché non mi piacciono, ma non esteticamente, non mi piace come sono uscito. Ok. Perché ritengo di essere sempre meglio di quello che trasmetto. Ok. Infatti devo dirti la verità, completamente. voi mi avete chiesto chi è Andrea prima. Una cosa mia personale è che io risulto sempre più antipatico di quello che sono realmente. Io mi rendo conto di risultare antipatico, cioè lo so. Però a noi non hai dato questa impressione, zero, molto sinceramente. Allora però dipende pure dalle situazioni, probabilmente, non lo so. Comunque credo di non trasmettere sempre quello che sono veramente e credo di essere meglio di quello che trasmetto. Ma perché pensi di avere una maschera per quanto riguarda la telecamera? No, non è per la telecamera. Ovviamente quando si accende la telecamera sono un po' diverso rispetto a quello che sono nella vita reale. Perché devi essere, non sono molto chiacchierone, io mi faccio i fatti Sei miei. Tranquillo. Non sono uno di quelli che è egocentrico e quindi vuole primeggiare in una tavolata, deve essere al centro dell'attenzione. Io mi sto proprio i fatti miei, sto zitto, se c'è un discorso che mi interessa parlo, faccio le battute eccetera, però comunque sono di basso profilo. Quando si accende la telecamera invece ovviamente devo condurre e quindi mi amplio. Certo. Tra mare, sole e vari oli, cos'è più dannoso per l'epidermide? Bella questa me la ricordo. Il video era parole difficili e ovviamente tutto era finalizzato alla parola epidermide. Cos'è più dannoso tra mare, sole e vari oli? Penso il sole, purtroppo, che a me piace stare al sole. E tu ce l'hai la tartaruga? Sei girato. Questa è la classica battuta del video, battute facili. Bravissimo. Perché se tu chiedi a un napoletano ce l'hai la tartaruga, ti risponderà sempre Adengo, ma sei girato. Oppure sta a casa. C'è proprio la seconda opzione. Da dove viene Leonardo da Vinci? Da Vinci. E invece gli abitanti del Burkina Faso? Burkinabe. Bravissimo. Bravissimo. Vedi, però questa era anche sempre una di quelli che ti sei pentito di non aver messo nelle battute facili. Questa domanda. Perché burkinari risponderebbero molti avevano risposto questo e tu hai fatto questo piccolo intermezzo dove hai detto cazzo ho sbagliato, la dovevo fare prima. Non me lo ricordavo di aver fatto l'intermezzo. Che significa manicaretti? Manicaretti sono una cosa buona che ti prepara una mamma o una nonna. Vai, facciamo le ultime. Vai. Capitale della Turchia? Perché non è Istanbul, bensì Ankara. Bravo. Mannaggia l'amore. Bravo, capitale del Perù. Mannaggia. Lima. Ma l'uomo e la donna sono agli antipodi?
Gli uomini e le donne dovrebbero essere molto simili tra loro, uguali nei diritti e nei doveri. Io invece ti faccio una domanda esclusiva che in realtà tu non hai fatto. Quindi, come si chiamano gli abitanti di Mosca? Moscoviti. Bravissimo. Ultima domanda. Sono solo le domande che ho fatto nella mia vita. No, certo. Solo perché le ha fatte. Solo perché le ha fatte. Questa non l'avevo fatta. Come fa un ragazzo a conquistarti? Un ragazzo a conquistarmi? È un ragazzo, per conquistare la mia attenzione e la mia simpatia non deve essere artefatto. Deve essere vero, come lo vedi, mi deve trasmettere realtà. Poi può essere pure una realtà così e così, però mi conquisti e attiri la mia attenzione se mi dimostri di essere reale. Noi ti abbiamo conquistato. Sì, voi mi avete conquistato. Tu con questo bel faccione sorridente, guardate quanto è bellino. Tu col tuo baffetto charmante. C'era un video su baffetti che, come dicevano, esatto, voi siete più conoscitori di me, di Alici. L'ho detto io. Ho detto che sono acculturato. C'era che tu dicevi tipo a tutti i cozzi che stavano in discoteca, ma si acchiappa col baffetto, sì, come, che purtroppo non mi cresce, che lo sa acchiappa. Quest'altro quote. Il baffetto conquista? No. E infatti tutte le ragazze poi le hai chiesto prima i cozzi con i baffetti, poi le hai chiesto alle ragazze, ma il baffetto conquista? No, fanno schifo. Ma perché i ragazzi, una delle cose che ho imparato con le interviste è che i ragazzi sono convinti di qualcosa e la perseverano nonostante il fatto che non funzioni, tipo il famoso appoggio in discoteca. I ragazzi, è lo stesso video. Tutte le ragazze mi dicono che subiscono l'appoggio in discoteca e tutte le ragazze mi dicono che non funziona, che fa schifo, come è ovvio a tutti. Sia. Allora, dal momento che appare ovvio che l'appoggio non funziona e dal momento che tutte le ragazze dicono l'appoggio non funziona, ma perché tutti i ragazzi continuano ad appoggiare appoggiando? Io non me lo spiegherò mai. Appoggiare, forse lo potremmo coniare. A me piaceva Magnum PI, solo per questo. Vabbè. Allora ragazzi, il video finisce qui. Ringraziamo ovviamente Andrea Rossi, Alici come prima. Grazie Andrea. No, sono io che ringrazio voi, mi avete fatto stare bene, mi sono aperto, mi sono divertito, grazie se ci avete guardato. Ti dico la verità. Secondo me ci ha guardato proprio nessuno. No. Ti dico la verità, mi ha ispirato personalmente a iniziare questo percorso 3 anni fa. Tra tu e Piff, cioè siete veramente per me i migliori giornalisti che ci sono. No, poi io penso i video al Comic Con. È un grandissimo complimento per me, perché ovviamente Piff per me è stato un mentore. Esatto. Io penso che i video al Comic Con, i video del Comic Con, io penso che io e lui abbiamo tipo 6 mesi dove non guardiamo niente di tuo. Facciamo un rewatch. C'è il rewatch di tutto. Perché è un vero e proprio archivio storico di Napoli, nella Napoli in cui siamo cresciuti da piccoli. È bello anche vedere com'è cambiata effettivamente. Cioè, vedi che c'era il McDonald's. È tutto diverso. Sì. Tutto diverso. Ed è un'epoca non documentata da nessun altro se non da te. Esatto. Nei giovani, almeno. Esatto, nella Vox Populi. Raga, io vi ringrazio. Sei un giovane Pasolini. Mi lusingai, vabbè. Proprio stronzato. Ciao ragazzi.